Grand Central per questa ennesima puntata del Literary Festival, la rassegna che di stagione in stagione offre una panoramica variegata di scrittori, opere e generi letterari, sempre attentamente scelti e selezionati dalla sottoscritta, organizzatrice ma prima di tutto ideatrice del festival, e scusate l'autoreferenzialità. Ovviamente nulla di tutto questo sarebbe potuto accadere se non avessi trovato un complice attento e interessato a dare un valore aggiunto a questo che già di per sé è un bellissimo locale. Quindi ringrazio, anzi direi che lo ringraziamo tutti, Giovanni Dal Poz, che in questo momento sta lavorando nell'altra parte del locale, che comunque promuove l'iniziativa e la sostiene e mi sostiene supportandomi in questo lavoro. Comunque, diciamo, nel difficile ruolo di essere colei che determina la presenza o meno di un libro al festival, a volte mi affido ai suggerimenti e ai consigli di chi di libri ne sa certamente più di me. Ed è il caso di questa sera, perché se siamo qui è proprio perché ho accettato il suggerimento dell'amico Pierluigi Riziato, che è qui alla mia destra, che più che un amico è per me un guru, un esempio, un modello da seguire, un influencer se vogliamo parlare come i più giovani, che Pierluigi mi ha fatto conoscere Luigi Fincato e di conseguenza la sua opera Gente di Terraferma, che stasera andremo a conoscere meglio. Infatti da lì poi tutta una serie di telefonate, messaggi, scambi di mail che hanno portato alla realizzazione di questa serata. Quindi andremo a conoscere meglio la nostra Mestre attraverso i 35 personaggi intervistati nel libro. So che alcuni di questi sono anche presenti tra il pubblico stasera e ringrazio anche della presenza molte persone che sono qui con noi, tra cui l'editore Luca Parisato del Prato Edizioni, che ha pubblicato il libro, la signora Patrizia Marcato, regista e scrittrice, che ci leggerà alcune parti del libro, e invito subito a salire qui sul palco con me l'assessore del Comune di Venezia, Boraso, Renato Boraso, assessore alla viabilità, che è con noi questa sera. Cercherò ovviamente di portare un saluto innanzitutto. Ovviamente il saluto dell'amministrazione, del sindaco Luigi Brugnaro e dell'intero consiglio comunale. Poi i saluti me l'ha appena messaggiati mia moglie Tiziana, che tu hai conosciuto, che ti saluta. Io ovviamente Gente di Terraferma, anch'io come assessore la mia esperienza nasce ovviamente in Terraferma perché abito a Favaro Veneto e ovviamente questa tua esperienza di mettere insieme le 35 interviste, quindi io sono qui a ringraziare anche coloro con cui ti sei trovato ovviamente nell'intervista, quindi un grazie anche a chi è stato protagonista in questo tuo bel lavoro, rappresenta di fatto quello che è la nostra città di Terraferma di Mestre, tante città in una grande città, perché chi conosce poi la Terraferma sa il Chirignago, Asseggiano, cioè Favaro, Dese, Tessera, la Bissuola, cioè quindi tante città. Hai fatto bene Luigi, tu hai messo insieme tante voci, belle voci, primo scorso ho guardato bene, insomma, tante belle voci che rappresentano la nostra città di Terraferma, una grande città che io ritengo che è necessario spesso che non dobbiamo dimenticarla e dobbiamo andarne anche orgogliosi. E questo tuo lavoro rende con grande orgoglio il significato e il senso della nostra città di Terraferma. E quindi grazie, ti ringrazio personalmente anche a nome dell'amministrazione, ovviamente ringrazio anche Grand Central che ci ospita e chi ovviamente realizza queste iniziative. Quindi un grazie in particolare, con grande attenzione ascolterò perché credo che ho visto alcune persone che anche conosco, insomma, quindi veramente delle belle interviste che rendono grande la nostra città di Terraferma. Grazie Luigi e grazie a Riziato che è qui con noi. Grazie. Allora, le interviste che sono raccolte nel libro
vengono dal sito italiani.it, di cui abbiamo qui una rappresentante, la signora Cristina Campolonghi, che anche lei ci vuole salutare. Buonasera. Sì, buonasera, solo due parole. Allora, italiani.it, di cui io sono curatrice della pagina di Venezia, ha avuto l'opportunità e l'occasione e il privilegio, vorrei aggiungere, di pubblicare quasi tutte le interviste che compaiono in Gente di Terraferma. Ed è stata un'opportunità che veniva in sintonia con quella che è la mission di questa testata, in quanto questa è una testata che è tesa a valorizzare e a mettere in risalto l'italianità, gli italiani e tutte le piccole realtà locali che compongono il nostro paese. Quindi quale occasione migliore se non quella di avere come ospiti le interviste di Gigi, che mano a mano ci ha raccontato la realtà di Mestre, e ce l'ha raccontata in che modo? Con questa galleria di personaggi che in qualche modo ci hanno svelato tante sfaccettature della realtà mestrina, la tipicità di Mestre, e in realtà è una tipicità locale che in un certo senso compone insieme a tante altre tipicità locali quello che è il nostro paese, e quindi è un racconto di italianità fatto al positivo. Infatti Gigi nella sua prefazione scrive che in questo volume non ci sono eroi negativi. Ecco, è proprio quello che gli editori di questa testata si sono sempre ripromessi, cioè di raccontare il bello, il meglio, ciò che contraddistingue nel valore suo maggiormente positivo il nostro paese. Tutto qua, quindi ben venga, mi pare che Gente di Terraferma esprima davvero questo e tratteggi Mestre con queste specifiche caratteristiche. Grazie. E per ultimo, ma non meno importante, invito sul palco Andrea Sperandio, presidente dell'Associazione Culturale Mestre Mia, che collabora con me alla realizzazione del festival e manda tutti gli incontri in diretta a Facebook all'interno del gruppo. Andrea? Grazie, buonasera a tutti. Intanto rinnovo sempre i complimenti a Silvia, perché questa rubrica, questo format, questa cosa che sta facendo assume un aspetto sempre più importante, sempre più bello, e lo vedi dalla partecipazione. Grazie. E di questo siamo veramente, ci fa molto onore darti il nostro contributo laddove possiamo farlo. E io sono il presidente dell'associazione Mestre Mia e sono qui anche per questo motivo. Siamo in fase, diciamo, di iscrizioni di rinnovo dell'anno sociale 2023, e come ho già detto a molti di voi, al quale ho lasciato un modulo per chi volesse, senza impegno, non c'è obbligo naturalmente, iscriversi o rinnovare per chi è qui presente. E niente, volevo solo dire questo, ma mi fermo perché il tempo passa e gli interventi sono stati già abbastanza, e quindi do volentieri la parola all'autore e a Pierluigi. Ciao, grazie. Grazie Andrea. Allora vi ricordo che le copie del libro sono disponibili qui, grazie sempre all'editore, scusate, Luca Parisato. Vi auguro un buon ascolto, un buon proseguimento di serata e passo la parola a Pierluigi. Grazie. Ciao, prego. Ciao. Allora, intanto saluto i presenti, che vedo molti presenti, veramente tanti. Vuol dire che quando si parla di Mestre, questa città un po' atipica, un po' originale sotto tanti aspetti, diciamo così, quando si parla di Mestre c'è sempre un certo richiamo e un certo interesse. A questo proposito, Mestre in passato ha avuto diversi autori, ormai storici, che ne hanno parlato di questa città. Posso citare Bonaventura Barcella, Luigi Brunello, Eugenio Vittoria, Giorgio Gioccoletto e più recentemente Sergio Barizza, Sandra Savogin, Marco Sbrogiò,
Roberto Stevanato e Ugo Ticozzi, per citare degli esempi. Poi all'inizio di questo nuovo secolo c'è stata una grossa ripresa di autori che si sono interessati di Mestre e che hanno portato anche novità interessanti su questo argomento, individuando nuovi e particolari argomenti di interesse. Anch'io in questo senso ho fatto la mia parte, e il libro Gente di terraferma, una quasi storia di Mestre di Gigi Fincato è praticamente l'ultimo anello di questa serie di libri che hanno parlato della città. È sicuramente un libro originale e forse proprio per queste sue particolari caratteristiche di interviste, precedute però da alcune considerazioni dello stesso Gigi, interviste sulla città, sul suo presente e sul suo futuro, caratteristiche ne fanno appunto un libro originale. E partendo, la storia di Mestre praticamente è tratteggiata non tanto partendo da Mestre, ma partendo da un certo numero di persone, 35 in questo caso, che di questa città, per il ruolo che hanno avuto e che hanno, sono state protagoniste e sicuramente ne hanno contribuito ad arricchirla e a renderla migliore. Si tratta di diverse donne e diversi uomini che questa città l'hanno vissuta in primo piano e continuano a viverla in primo piano. È un libro gradevole, godibile, che si fa leggere e che si lascia leggere. È un libro che sicuramente aiuta e accende la riflessione e il dibattito su questa città e sul territorio che la circonda, che, come ha detto l'assessore, è formato da tante realtà diverse che hanno in comune questa loro vicinanza, soprattutto con Venezia, che è la città capoluogo. Io direi, a proposito dei vari protagonisti, alcuni: Diego Landi, fotografo, di Marghera, Maria Cristina D'Inca, la dottoressa, e Patrizia Marcato, che è scrittrice e regista, che reggerà alcuni brani, sono qui presenti stasera. Io lascerei a Cristina di introdurre l'argomento. Allora, purtroppo io non vorrei, ma devo citarmi perché anch'io sono fra i 35 personaggi che ha scelto Gigi, di partire proprio da questa lettura che mi riguarda. Grazie. Molti dimenticano, o fanno finta di dimenticarsi, che Mestre non è mai stata sede di una signoria come alcune città capoluogo del nord-est, né aveva un passato particolarmente nobile. Storia illustre o meno a parte, lo scorrere del tempo, la scarsa lungimiranza e le speculazioni edilizie hanno però praticamente azzerato anche quel che di bello, storico o importante c'era, come il caso del castello medievale e di qualche palazzo o villa veneta. Di quest'ultime centrali, per la loro importanza e funzione, rimangono ancora oggi tra i simboli cittadini le ville Querini, con annesso giardino pubblico all'inglese, e la Bercé di Carpenedo, entrambe pubbliche. Vero esempio negativo di abbandono atavico è invece la privata villa Friedenberg della Gazzera. Fino agli anni 70, con l'avvento dell'emittenza locale di altri quotidiani, l'unica fonte di notizie era il Gazzettino e le sue pagine dedicate all'informazione locale si chiamavano Mestre e Terraferma. Termine questo che oggi qualcuno snobba perché sottolineerebbe una sudditanza al centro storico. Ma questo territorio è troppo complesso per essere legato o scisso dal centro storico. Sono due destini che si uniscono, detta alla Tiro Mancino, ma che a volte si respingono, con tutte le problematiche del caso. Un'occasione per salvare capra e cavoli, ma anche per dare un senso allo status quo, potrebbe essere quella di ampliare realmente le competenze della città metropolitana, così come peraltro previsto dalla legge. Allora, come abbiamo potuto vedere, sostanzialmente
diciamo che al centro di questo territorio variegato c'è Mestre, ma ci sono anche tante altre realtà. Il territorio sostanzialmente presenta tante diciamole, incongruenze, tante contraddizioni, eccetera, che è possibile che derivino proprio dal fatto che quest'area è vicina, molto vicina a Venezia, che è una città sostanzialmente unica al mondo e la cui presenza, tutto sommato, condiziona l'essenza stessa delle città che le sono vicino. Questa è una mia considerazione, ma mi pare che sia anche frutto, una considerazione che emerge proprio dalle tante letture di questo libro di Luigi Fincato. E i giudizi che danno i protagonisti di questo libro sono giudizi spesso contraddittori, spesso opposti. Per esempio c'è chi dice che Mestre è bella, chi dice che la ama, c'è invece che non la considera neppure una città, e secondo me ha torto perché Mestre è una città a tutti gli effetti, e c'è invece chi gli attribuisce un senso e anche un ruolo. Gigi stesso nelle sue interviste introducendo le interviste, esprime il suo pensiero su questa città e chiaramente il pensiero si allarga e si completa proprio nelle introduzioni a ciascuna di queste interviste, il pensiero di Gigi Fincato intendo. E allora, abbiamo parlato di tanti personaggi, tutti diversi l'uno dall'altro e tutti operanti in settori diversi dall'uno dall'altro. Ci sono scrittori, ci sono artisti, ci sono musicisti, ci sono professionisti, c'è uno che ha una gastronomia a Marghera, c'è Diego Landi fotografo, c'è tantissima, è molto variegata la presenza di autori e volevo appunto a questo punto chiedere a Gigi come è avvenuta questa scelta degli autori, è casuale o è stata programmata, c'è qualcuno che hai lasciato fuori? Allora, intanto non abbiamo citato, quindi abbiamo lasciato fuori prima un'altra scrittrice che è Barbara Cremaschi, che è qui davanti, anche lei tra gli intervistati nel libro. Poi c'è Sandro Monti, l'avevi citato, musicista, anche lui in sala, che usiamo la sua musica in sottofondo prima e dopo. E il fatto che ci siano molti scrittori tra gli intervistati deriva dal fatto che inizialmente doveva essere proprio una serie di interviste per il sito italiani.it con presentazioni di scrittori, poi se ne sono aggiunti molti altri. Effettivamente la caratteristica comune sta nel fatto di essere dei personaggi, diciamo, o non personaggi positivi o almeno non negativi, che hanno una storia da raccontare, non importa se siano famosi o no. Per esempio il qui presente Pierluigi Rizziato, anche lui tra l'altro tra gli intervistati, conosce bene i due che ho scelto tra gli sportivi, perché sono l'ex allenatore della Reyer, squadra di Venezia, ma che ha insegnato alle scuole superiori educazione fisica a Mestre, e Ivano Bordon, portiere dell'Inter e della Nazionale, che da Margherino è andato a cogliere i maggiori successi del mondo. Credo che questi nomi però oggi non dicano molto a tutti, a qualcuno, a una parte, diciamo, per esempio a chi non è appassionato, ma è anche un'occasione per andare incontro a vari generi musicali, vari generi, diciamo, tra l'altro una piccola gaffa, nel senso che musicali, perché la musica qui dentro c'è dappertutto. Posso fermarmi un attimo? Allora, vogliamo a questo punto parlare appunto di Alessandro Monti, musicista, e sì, musicista anomalo viene definito. Il quadrivio milanese non è solo una delle zone più trafficate di Mestre, nonostante la nuova rotonda ribattezzata dei Papaveri. È anche un incrocio culturale. Vi si trovano lo spazio progetto Chorus di Crescente, il nuovo ed ambizioso Grand Central e una storica libreria che ha cambiato nome e gestione. L'incontro con Alessandro Monti avviene qui,
in occasione del lancio di un volume dal titolo curioso: Riproduzione casuale, sistemi di ascolto non lineari. Il libro è pubblicato da un editore caro ai musicofili, Arcana, ma l'autore è noto soprattutto come musicista. Nato nel 1960 a Venezia, sul Canal Grande a San Cassiano, in una casa di cura ormai adibita a residenza d'epoca, che è ben visibile dal Vaporetto, e trasferitosi poi in terraferma. Ha frequentato il liceo Franchetti a Mestre, poi lettere moderne a Ca' Foscari, ma, come racconta, ne è rimasto molto deluso. Quei corsi assettici erano deprimenti, nessun rapporto con i docenti e corsi a senso unico. L'unica cosa di quel periodo che ricordo con piacere erano le ragazze. Grazie. Allora, dalle varie interviste di Gigi Fincato emerge sempre uno sguardo al passato degli intervistati e uno sguardo al passato con un certo rimpianto. Cioè, si parla della maestra degli anni 60 che era viva, effervescente con la musica beat, con il big club che faceva concorrenza un po' lontano, ma comunque che era considerato una sorta di Piper, quello di Roma, Piper Veneto, praticamente era la sala più attrattiva la sala di musica beat e rock più attrattiva nel Veneto allora. E si parla della maestra degli anni 70 con varie espressioni culturali, con teatrali, di musica, di rassegne di vario tipo. Si parla della maestra degli anni 80 che ancora riempiva la piazza Ferretto. Si parla di questa maestra passata con un certo rimpianto e ci sarebbero tante risposte. Vorrei chiedere a Luigi Fincato, che ha in mano tutte queste interviste, che ha veramente sentito questi personaggi, se riesce a dare una ragione a questo stato passato di Mestre che sembra aver difficoltà a riproporsi anche oggi. Allora, la risposta più banale è per l'età degli intervistati, perché il più giovane è l'ultimo intervistato a 25 anni, che è Tommaso Faoro, questo comico emergente. Tutti gli altri sono over, non diciamo over che cosa. Però c'è anche il discorso che nella cosiddetta mestrinità il rimpianto c'è sempre, ma secondo me forse tu, se siamo qui è perché tu, se ci sei tu voglio dire, è perché hai scritto una bellissima storia e queste cose le hai approfondite molto meglio, perché c'è sempre stato un certo senso di sudditanza che forse adesso sta scomparendo, anche se il comune rimane unico. Io in queste polemiche non sono entrato. Rimane il fatto che questa città sta cambiando, come stanno anche cambiando fisiologicamente i suoi cittadini, per cui io vedo una maggior speranza sia nelle persone che nei luoghi. Per esempio questo luogo, che è un luogo del presente e del futuro, in una zona particolarmente scabrosa. Si parla spesso male, no, della zona di Via Piave. Via Piave è una delle strade più belle di questa città. Era, ma lo è tuttora, perché basta attraversarla, e secondo me ha le problematiche che sono purtroppo in negativo, tipiche di quelle che sono le zone della stazione. Su come queste problematiche poi vadano affrontate abbiamo anche qui l'assessore. La pubblica amministrazione sta lavorando come lavorano le forze dell'ordine, e quello che invece i personaggi, come dicevi tu, fanno emergere sono spesso, è spesso un malcontento piuttosto forte, che però c'è in tutte le generazioni, forse, ecco, io direi. Allora, fra i vari personaggi che hai intervistato, che hai sentito, che hai ascoltato, c'è qualcuno che ti ha colpito più di altri, che ti ha interessato più di altri? Allora, a me piace un po' la storia non enciclopedica, non culturale, come per esempio hai fatto tu, ti cito, come tu voglio una percentuale sulle vendite future. A me piacciono le storie aneddotistiche, no? Per cui personaggi un po' particolari, curiosi. Uno a cui sono affezionato, che non è potuto venire questa sera per problemi di salute, è quel signore che vedrete quando capita, Tristano Bottazzo. Fausto Tristano è il suo nome
d'arte che ha la rosticceria in piazza Municipio a Marghera. Quella rosticceria che è tappezzata di quadri fatti da un suo amico di artisti della lirica, e lui è un melomane, un appassionato di musica seria, quindi, e ha dato ai suoi 7 figli nomi di protagonisti di opere. Quindi questo è un personaggio curioso. Ci sono personaggi particolari che hanno visto, che sono passati di sfuggita per Mestre. C'è uno che è molto conosciuto in tutta Italia, si chiama Ivano Lozer, che è un costruttore di moto, che per qualche anno ha avuto un piccolo negozietto in via Tasso, in cui non si capiva bene che cosa facesse. Lui costruiva pezzi, accessori di moto molto particolari, e adesso costruisce da solo moto intere. E lo fa a Maerne, lui comunque abita a Marghera. Ci sono, diciamo, alcuni personaggi cosiddetti minori, ma pensiamo anche per esempio a organizzatori culturali come Claudio Donà, che è giornalista anche lui, creatore di eventi, organizzatore di concerti, ha una etichetta discografica, Caligola Records, alla cui sede è proprio qui vicino, a 2 passi dalla piazza. Quello che mi ha colpito di più sono appunto i personaggi che non sono noti a tutti, ma che hanno qualcosa da dire, e che spesso è stato anche difficile, come nel caso del signor Bottazzo della rosticceria di Marghera, far tirare fuori, perché non tutti hanno voglia di raccontarsi, chi per timidezza, scusate, e chi per motivi così particolari. Ecco, un'altra domanda, please. Allora, le interviste non sono tutte recenti, per esempio anche quella che hai fatto a me è pre-Covid, e addirittura è stata fatta prima ancora che nascesse l'M9. Ecco, qual è lo spazio temporale che va dal primo degli intervistati al più vicino ai nostri giorni? Allora, le prime risalgono a 3 anni fa e le ultime sono più recenti, 6 mesi fa, diciamo, una cosa del genere. Tu hai accennato al discorso del Covid, che ha un po' anche cambiato, ci sono delle citazioni ovviamente di questo fatto che ha cambiato la nostra vita, e che ha cambiato e sta cambiando e cambierà anche la nostra città. Come alcuni avvenimenti la stanno cambiando, il fatto che sta diventando nostro malgrado una città turistica, soprattutto per l'architettura, per questi enormi palazzoni, alberghi, ne verranno ancora di più. Quindi secondo me anche questa non è una cosa negativa di per sé. Questa città cambia, si tratta di capire come fare una risorsa di una questione che potrebbe essere un problema, cioè l'affollamento turistico. Anche locali come questo possono dare spazio a iniziative che poi portano qui persone che vengono da ogni parte del mondo, non certo per vedere Mestre, ma Venezia. Una persona che non c'è nel libro, perché mi è venuto in mente troppo tardi, è Caterina Colecchia, che è una laureata in lettere, che guida turistica professionista abilitata, che da qualche anno ha abbandonato Venezia e fa la guida di Mestre. Quindi porta in giro gruppi di altre città del Veneto che sono qui per qualche motivo, e la trovate su Facebook. Mi è dispiaciuto, tra l'altro, mi è venuto in mente adesso, potevo anche invitarla, ma insomma non è neanche protagonista del libro. Questo la dice anche lunga sul fatto che comunque Mestre ha delle storie da raccontare, ha dei luoghi da far vedere. Allora, passiamo adesso a un'altra lettura, perché la cosa curiosa è che i personaggi descritti da Gigi hanno tutti una loro professione, ma in molti casi vengono raccontati secondo quello che è il loro hobby, che diventa quasi un secondo mestiere che affianca il primo. È il caso, ad esempio, di Luciano Marini, vigile urbano, che si è affermato anche come apprezzato vignettista, con vignette anche sul Gazzettino. Vogliamo leggere quanto lo riguarda?
chi è questa brutta persona qua? E spostiamoci in questa passeggiata nei luoghi e nei volti di Mestre in via Cappuccina, nell'ex caserma dei Vigili del Fuoco, che da tempo è una delle sedi di terraferma della polizia locale. Luciano Marini ha saputo farsi apprezzare come responsabile di vari corpi di polizia locale, come appunto quella di Venezia, portando sempre con sé valori umani significativi che gli derivano da un vissuto importante. È nato alla vigilia del Natale del 60 nel Casertano, in un campo profughi per esuli dei paesi dell'est. La madre era slovena e il padre, dopo la guerra, espatriò in Jugoslavia. Poi la famiglia rientrò in Italia nel 57, rimanendo nei campi profughi fino al 61. Una storia di anni difficili che lui stesso ha raccontato insieme al padre Augusto Marini, scomparso di recente, nel libro Partigiani senza patria. Dopo aver vissuto negli anni 60 in Danimarca, Luciano Marini si è poi trasferito a Spinea e da una ventina d'anni è di casa a Milano. Laureato in scienze politiche a Padova, nasce lavorativamente come vigile urbano a Spinea. Successivamente diventa vicecomandante della Polizia Municipale di Montebelluna, poi dirigente comandante di quella di Mogliano Veneto e dirigente della Polizia Municipale di Venezia dal 2006. Luciano Marini è però conosciuto anche per coltivare due passioni che gli danno non poche soddisfazioni: la musica e l'arte grafica. Come vignettista umoristico e satirico ha infatti pubblicato vignette con lo pseudonimo di Elme su Gazzettino, Cuore, Comics e altre riviste. Ecco, aspetta, già che lui ha citato prima Bottazzo, Sì. leggiamo anche, Sì. anche Bottazzo, quel titolare della gastronomia di Marghera. A proposito di commistione tra cucina e spettacolo, ci spostiamo nel centro di Marghera. Già l'esterno stupisce. Le vetrine dello storico negozio di Piazza Mercato hanno la scritta Rosticceria della Lirica, unica al mondo. Se oltre che curiosi siete anche golosi, quello è il posto giusto per voi. Mozzarella in carrozza, tramezzini e tanto altro che è meglio non citare per non rincorrere in divagazioni che potrebbero sembrare una pubblicità mascherata. E di questo il locale non ha proprio bisogno. Provate ad entrarci in un giorno qualsiasi, ad orario di pranzo. Serve munirsi di pazienza. Siamo a raccontare la storia di una rosticceria a gestione familiare, attraverso la passione del suo ideatore, Fausto Bottazzo, classe 1938. Aperto nel 1972 da Gino e Giovannina, che avevano già una macelleria a Rialto. Il locale è stato poi gestito da uno dei figli, Fausto, meglio noto come Tristano, dal protagonista dell'opera di Richard Wagner. In piazza Marghera lavorano ora a turno tutti 7 figli: Radames, Violetta, Ameris, Otello, Manon, Santuzza e Tristano. Allora, si parlava prima dell'effervescenza di Mestre negli anni 60, 70, 80, che è innegabile al giorno d'oggi. Tutta questa effervescenza, soprattutto nel campo culturale, artistico e sportivo, oggi è meno efficace ed efficiente di allora. Soprattutto lo sport negli anni 70 e 80 ha vissuto, parlo dello sport a Mestre, ha vissuto dei momenti di altissima qualità che hanno portato Mestre a praticamente essere protagonista in Italia e in particolare col Circolo Scherma ad essere protagonista al mondo. Il Circolo Scherma di Mestre, lo ricordo, con Numa Borella, Dorina Vaccaroni eccetera, ha fatto incetta di medaglie a tutte le Olimpiadi, i campionati del mondo, alle universiadi eccetera, che portava proprio il nome di Mestre perché si chiamava Circolo Scherma Mestre. Qui apro una parentesi fra l'altro che mi viene in mente adesso. Portava il Circolo Scherma Mestre ad essere protagonista a livello mondiale e riconosciuto a livello mondiale.
ho citato il Circolo Scherma Mestre, che si chiamava Circolo Scherma Mestre, non Circolo Scherma Venezia, perché una volta a Mestre si correva a livello automobilistico il Rallye Mestre Cortina. E era una gara di regolarità che partiva da via Torino, che allora era una via abbastanza dissestata, c'era solo l'inizio di palazzi, poi c'era un vuoto, la Carbonifera, e più in là c'era il Gazzettino. Ecco, in quegli anni questo rallye era molto seguito e molto partecipato e veniva anche riportato nelle cronache dei quotidiani sia locali che nazionali, il rallye città di Mestre, Mestre Cortina. A un certo punto questo rallye non si fa più. Io conoscevo uno degli organizzatori e gli chiedo, ma Bruno, si chiamava Bruno, come mai non si fa più questo rallye? E lui mi dice testuali parole, perché qui se non ti chiami Venezia non ti sponsorizza nessuno. Ecco, questa è un'amara realtà. E tante volte questo togliere il nome di Mestre da una attività che si svolge a Mestre ed abbinarlo a Venezia, a me dispiace, perché trovo sempre utile e conveniente per questa città essere citata, perché più è citata, più è riconosciuta e più esiste a tutti gli effetti. Per questo io già in un mio precedente libro raccontavo l'anomalia di arrivare in autostrada a Mestre sostanzialmente e leggere Venezia. Non esiste il nome Mestre in tutta la rete autostradale italiana, si arriva sempre e solo a Venezia, ma a mio dire una città che ha solo Mestre a 90.000 abitanti, un territorio che ne ha complessivamente 180.000, che ha più di 3 milioni di turisti che vengono ad alloggiare qua ogni anno, perché non deve avere il nome di città d'arrivo nelle autostrade alla stazione stessa, che è Venezia Mestre? Prendiamo i treni ad alta velocità, non dicono siete in arrivo a Mestre o siamo alla stazione, dicono siete a Venezia Mestre, addirittura a Venezia Me. Cioè, se questo è, poi c'è sempre il turista che ti batte sulla spalla e dice scusi, ma qui è Venezia o Mestre? È chiaro, perché se queste sono indicazioni, per esempio la dicitura Venezia Mestre è accompagnata dalla foto del ponte di Rialto. È chiaro che qualcuno abbia dei dubbi se è arrivato a Mestre o a Venezia, in questo senso, per cui la citazione di Mestre dovrebbe essere più presente un po' ovunque, dappertutto. Questa era una mia disquisizione. E torniamo al libro di Luigi Fincato. Parlando sempre di Mestre, tu a un certo punto accenni che Mestre non ha avuto un passato nobile, non ha avuto una fetta di nobiltà. Se prendiamo nobiltà nel senso che non ha avuto conti, marchesi e compagnia bella, non è stata una signoria, posso anche essere d'accordo con te, ma Mestre a suo tempo è stata capoluogo di un territorio che comprendeva tutti i comuni attorno e cioè, se la nobiltà non è solo un'etichetta, posso dire che ai tempi della Lega di Cambrai 1513, 508-513, quando tutte le forze dell'Europa si accanirono contro Venezia, che stava accrescendo il proprio potere e minacciava le proprietà papali in Italia con la sua espansione, la Lega di Cambrai si scagliò contro Venezia e a farne le conseguenze fu Mestre, che in quell'occasione venne completamente distrutta e il castello venne per la gran parte, l'antico castello, quello che aveva le 11 torri attorno alla principale, che è l'unica rimasta, venne praticamente bruciato e raso al suolo. Se vogliamo parlare di atti nobili e non di nobiltà pura e semplice, lo stesso Niccolò Machiavelli nel suo Principe riconobbe a Mestre di aver fatto una impresa estremamente nobile e alta nel sacrificare i propri soldati a difesa di Venezia, e criticò Venezia per non aver mosso un suo soldato a difesa di Mestre, lasciando che Mestre venisse sostanzialmente setacciata e quasi rasa al suolo. Per cui vorrei dire che se non c'è la nobiltà di facciata, c'è anche un altro tipo di nobiltà della quale Mestre può vantarsi.
Certamente sono d'accordo con te, e ovviamente quello che emerge così superficialmente è l'aspetto che c'è anche sul libro, insomma, io ho evitato anche volutamente di insistere su forme di campanilismo, su divisioni piuttosto che unioni con il passato e il presente, però quello che dici tu, che tra l'altro anche nelle cose che hai scritto, che hai riportato qui questa sera, sicuramente ci spiega perché oggi questa città è così. È una città molto importante, è una delle città più importanti del Veneto e del Nord-Est, però qualcuno non la considera come tale, e questa è una grande contraddizione che coinvolge anche i suoi abitanti, insomma, che in fondo non si sentono, no? Alcuni non si sentono mestrini perché sulla carta d'identità non c'è scritto abitante in via Cappuccina 6 Mestre, ma in via Cappuccina 6 Venezia, e lo stesso vale anche per il certificato di nascita, anche se sei nato a Mestre sulla carta d'identità c'è scritto nato a Venezia. E vabbè, questa è un po' la burocrazia, un po' la semplificazione, un po' anche quello che dicevi tu, no? Che i turisti ti vengono qui e pensano che l'indicazione del loro B&B o del loro alloggio turistico, che adesso vanno tanto di moda, sia vicino a Venezia o sia addirittura a Venezia, perché l'indicazione è Venezia, non è Mestre. Ecco, va bene tutto, cioè va bene come dice, quello che è l'indicazione del comune, però insomma forse spiegare un po' meglio non sarebbe male, insomma. Non è un ritorno al passato, sicuramente no. Dovrebbe essere qualche cosa che lega meglio anzi che lega meglio appunto il passato con il presente e il futuro, secondo me. Allora, restiamo in argomento. 35 persone citate, tutte in qualche modo protagoniste di questa città, e sostanzialmente il tema dell'autonomia amministrativa, che sostanzialmente attraverso 5 referendum fa parte della storia di queste due città, cioè di Mestre e di Venezia, per le città sono due. Il tema dell'autonomia amministrativa sostanzialmente è stato appena sfiorato, mi pare che ne parli tu un attimo e io anche in maniera relativa sostanzialmente. Come spieghi questo? Allora, volutamente non l'ho sfiorato e ho cercato anche di evitarlo nelle domande per evitare le polemiche. Come ho spiegato nell'introduzione, il libro vuole essere soprattutto positivo, i personaggi soprattutto sono stati scelti anche per simpatie personali, non lo nego. Purtroppo c'è questa cosa che coinvolge molti, no? Che un po' è la politica, un po' è la nostra frustrazione dell'essere in questa città così particolare, vicini a un'altra città altrettanto particolare di cui non ricordo il nome. Ma appunto ho evitato, secondo me, quelle che certe volte diventano delle esasperazioni, che forse il campanilismo, insomma, forse sono tante cose, ma che personalmente dalle quali mi tengo volentieri a distanza. Invece ci sono persone come te, come i nostri politici, che portano avanti con più impegno questa passione, che può essere passione per la mestrinità o per la venezianità. Secondo me le due cose non sono in contraddizione. Come prima parlavamo dello sport, no? Nello sport quello che si insegna, che si dovrebbe insegnare anche ai figli, in fondo, che c'è soprattutto una capacità di imparare qualche cosa non solo dall'aspetto fisico ma anche morale, e invece poi alla fine siamo tutti che ci prendiamo, sono tutti che si prendono a pugni, non tutti, insomma, comunque in tribuna o sui campi sportivi, il che non dovrebbe essere. E così anche quando si parla di Mestre e di Venezia, insomma, io disarmerei tante persone prima di farle parlare. Non so come la vedi tu. Ma allora, io prendo Ivano Bordon, intervistato qui nel libro, mitico portiere dell'Inter e della Nazionale, era nella rosa della Nazionale con Bearzot, che vinse i campionati mondiali nel 1982.
Allora, Ivano Bordon a un certo punto dice una cosuccia, che può essere una cosuccia, ma che secondo me non è una cosuccia. Lui dice: io sono nato a Marghera, nella mia carta d'identità è scritto Venezia, ma a me piacerebbe che fosse scritto Marghera. Ecco, è un sentimento che condivido e che io stesso condivido. Cioè, io fisicamente, io sono nato a Mestre, passionalmente io mi sento mestrino e anch'io vorrei che nella mia carta d'identità fosse scritto nato a Mestre, perché io sono nato a Mestre, cioè, di testa, di tutto, io sono mestrino, e il fatto che nella mia carta d'identità sia scritto Venezia, di luogo di nascita, è un errore, un'anomalia, sostanzialmente un falso in atto pubblico, perché la carta d'identità è un atto pubblico ed è scritto che sono nato a Venezia. Io non sono nato in Laguna, sono nato qui a Mestre. E torno al discorso che chiaramente, probabilmente Luigi non condivide e molti di voi non condivideranno, ma più questa città viene citata a tutti i livelli. Allora, adesso non faccio nomi, un locale pubblico, diciamo, in questi giorni ha ricevuto un riconoscimento. I proprietari, questo locale pubblico opera a Mestre, ha 2 o 3 punti qui a Mestre. Gli autori dicono: siamo contenti di questo qua e siamo grati per la nostra città, Venezia, che ci ha concesso cioè ci ha dato la possibilità di avere questi riconoscimenti, ma loro sono di Mestre, terrafermieri, operano a Mestre e se devono citare una città citano Venezia. Sarà anche bello, darà onore, eccetera, dire che è Venezia, ma se tu operi a Mestre, perché devi citare non la città dove non operi, Venezia, ma la città in cui operi, che è Mestre? Ecco, tutto qua sarò banale in queste mie considerazioni, però ripeto, Mestre in quanto città esistente andrebbe citata quando merita di essere citata. Un'altra cosa, e concludiamo, allora, tu hai chiesto quasi a tutti se per questa città, per questo territorio più vasto, per questa terraferma c'è un presente e se c'è un futuro. Per te, adesso lo chiedo a te, per questo territorio c'è un presente e c'è un futuro? Sì, sono d'accordo con quello che dicevi tu, sicuramente la situazione non potrà che migliorare anche per il futuro. Per me il futuro c'è e sta, non c'è più il nostro rappresentante del sindaco, l'assessore, sta in chi ci amministra, cioè nel far capire qual è la vera identità di questa città, al di là che sia facente parte di un altro comune, insomma, possiamo dirlo. Perché questo era un comune, no? fino al 1926. Quindi il futuro lo vedo e lo stiamo anche vedendo in alcune parti della città che sono cambiate. Per quanto riguarda l'aspetto che mi piacerebbe di più fosse valorizzato è proprio quello, come per esempio questo locale, della cultura, degli spettacoli, dell'arte. C'è questo esempio dell'M9 che secondo me avrebbe dovuto, una delle idee era quella che fosse il fulcro di una serie di opere che riguardavano la città di Mestre, invece poi così non è stato. Anche questa rischia di diventare un'incompiuta oppure una cosa che magari prima o poi chiude, speriamo di no. Però quello che c'è nel centro va valorizzato. È chiaro che poi alla fine adesso c'è questa tendenza di continuare a comprare e restaurare e fare alberghi. Basta sentire per le nostre strade il rumore dei trolley, perché ci sono dappertutto abitazioni che invece che essere affittati a mestrini vengono date in affitto turistico, ma questo riguarda molte altre città.
è che se riguarda noi perdiamo una parte della Mestre di oggi, ma anche quella di domani. Allora, di questa Mestre di oggi e anche quella di domani, magari la racconterai in un'altra quasi storia di Mestre? Non lo so, può essere, adesso sto lavorando a un altro progetto che ha a che fare più con le 7 note, diciamo così, va? Giusto per rimanere sul vago. Allora, in sala qualcuno ha qualche domanda? Giorgio Gasco, vuoi venire qua, Giorgio? Allora, buonasera. Ti sei salvato in Cornergy, nel senso che hai confessato di aver... Gigi lui? Sì, no, l'autore. Di aver intervistato solo un under 25. Allora, su 35 di target forse un po' pochino. E allora dico, non era meglio puntare più sui giovani? Cosa vedono nel loro futuro mestrino? Lascio perdere l'aspetto politico, autonomia sì, autonomia no, ma di vedere qual è la loro visione di Mestre di domani, che è quella che interessa loro, perché sennò si rischia, come diceva Pierluigi, no, di fare un ragionamento puramente nostalgico che non ha è giusto perché conoscere la storia, ma lascia il tempo che trova, no? Perché ormai la velocità è talmente tanta che dato per acquisito l'aspetto, diciamo, precedente, bisogna costruire il futuro. Quindi, ecco, forse avrei dato più spazio ai giovani. Perché questo? Perché al di là non c'è più l'assessore, quindi no, ma non mi interessa difendere o attaccare, ma voglio dire, al di là dell'aspetto architettonico di Mestre, che fa veramente, l'avete detto voi, insomma, non dico piena, ma insomma, non è una città. C'è un movimento culturale che è molto forte, e lo sapete anche voi, ma magari non pubblico, oppure il pubblico lo sponsorizza poco ancora, però c'è, vuol dire che l'Ubus esiste. C'è sicuramente. Più che una domanda, però dico, la domanda No. sui giovani. Hai ragione, in parte questo è dovuto al fatto che appunto queste interviste, molte di queste interviste erano già state realizzate e che poi alla fine, sentendo anche qualcun altro delle giovani generazioni, in fondo non sono poi così diversi da noi come modo di pensare per certi aspetti, per cui diciamo che mi sono anche salvato, non ho perso idee completamente diverse su quello che è Mestre e la mestrinità, intendo. Altre domande? Il signore è qui. Buonasera, grazie per tutto quello che ho sentito, per le storie, per le impostazioni che avete dato. Io non sono nato in nessuno dei luoghi che voi avete menzionato, ma nel 76, quando sono arrivato a Venezia ed ero così a passeggiare a Murano, ho incontrato una signora molto anziana che, chiacchierando, si lamentava che nella sua carta d'identità c'era scritto che era di Venezia, mentre invece lei era nata a Murano. Adesso che ho lasciato Venezia e vengo a Mestre, abito qui da poco, mi sento dire la stessa cosa dai mestrini. Scusatemi, non voglio fare polemica, mi fa sorridere tutto questo, perché è vero, ci sono delle forti identità, sia dentro la laguna che nel mestrino, ci sono fortissime identità, quindi io capisco il risentimento, anche la voglia, l'orgoglio di dire io sono nato qui e mi dà, non dico fastidio, ma che venga menzionata Venezia. Sono d'accordissimo, lo capisco, però non possiamo continuare in questo modo, cioè bisogna trovare un punto di uscita da questo ragionamento. Assolutamente d'accordo con lei. E mi scusi, e mettiamola così allora. Venezia storicamente è fondata sul mare, quello che i veneziani chiamano acqua salsa. Quando Venezia è arrivata a prendere possesso della terraferma ed è iniziato questo processo proprio a Mestre, voglio fare un discorso simbolico. Voi
Avete presente il leone del Carpaccio, che ha le zampe posteriori sull'acqua e le zampe anteriori sul territorio, sulla terraferma. Ecco, quella lì è Venezia. Venezia non è solo quello che pensiamo, Venezia è duplice, perché ha le zampe sul salso, ma anche sulla terraferma. E nel momento in cui è arrivata in terraferma, tutto è iniziato a Mestre. Mestre non è altro che una Venezia trasformata. O capiamo questo, o se no continueremo a esprimere le nostre doglianze, eccetera, sulle quali io sono d'accordo. Però bisogna uscire, avere un'altra visione di Mestre e anche della storia di Venezia. E chiudo con una provocazione, adesso spero di non sollevare il putiferio. Parlate sempre, e non sono un difensore di Venezia, ripeto, non sono veneziano, parlate sempre di tutto quello che non è stato fatto, però siamo veneziani perché c'è un comune, in questo comune ci sono dei consiglieri e, se non sbaglio, la maggioranza dei consiglieri è eletta a Mestre e dintorni. Allora io mi chiedo come mai questi consiglieri in così tanti decenni hanno preso delle decisioni che noi stessi, che magari viviamo qui in terraferma, critichiamo? Caro signore, questa cosa si chiama politica, non deve chiederlo a noi, purtroppo. Allora qui dico la mia in breve. Nel libro di Gigi, una donna intervistata, se non ricordo quale, dice un'espressione che è un luogo comune: Mestre è nata male ed è finita peggio. Allora, questo è veramente un luogo comune che per me cioè pensarla così è repellente. Primo, perché Mestre non è nata male, cioè una persona che ragiona così pensa che Mestre sia nato negli anni 50, quando sono stati buttati su tutti i palazzoni che sono stati buttati su in maniera disordinata, in maniera proprio aberrante, in maniera irrispettosa di quello che Mestre era prima, e che adesso purtroppo, viste anche le condizioni di via Piave, area stazione, di la fine della zona del cavalcavia, spaccio, tombini sui negozi eccetera, sia peggio ancora. Ma non è così, perché Mestre, come Venezia ha una sua storia, anche Mestre ha una sua storia. Il territorio mestrino era abitato fin dal Mesolitico, quindi 8-10 anni, 10.000 anni avanti Cristo, e via c'è tutta una storia. Un'altra cosa che a me infastidisce, che posso essere anche puerile e banale, e comunque mi dispiace perché qui esuliamo dal libro di Gigi, però il tema è sempre quello, la città di Mestre. Allora, nelle storie classiche dei manuali di storia che leggiamo a scuola, nel 509, lì, quando è arrivato Attila con tutti i suoi unni dietro che non lasciava l'erba dove passava, si legge sui manuali di storia le popolazioni di Altino, e qui sono perfettamente d'accordo, di Aquileia, e qui comincio a essere un po' meno d'accordo, perché se uno di Aquileia voleva scappare da Attila andava nelle lagune di Grado eccetera, ed era già lì in laguna senza venire a Venezia. Di Padova, che non è realistico, perché i padovani, storia, sono finiti a Chioggia a rifugiarsi da Attila. E non si cita Mestre, ma Mestre in quell'epoca già esisteva come luogo, per cui mi viene naturale pensare o che i mestrini erano tutti fessi che sono stati qui a farsi arrostire da Attila, oppure anche loro sono andati a rifugiarsi a Venezia, e anche loro, questi poveri mestrini che nessuno cita, magari hanno contribuito a costruire un po' Venezia. Ecco, questa è un'altra cosa che mi dà fastidio. Ma quindi voglio dire, allora, io sono innamorato, e lo confermo, sono innamorato di Venezia. Ogni volta che vado a Venezia, ci vado spesso perché ho conoscenti o amici o anche interessi di altro tipo, vado spesso a Venezia ed è una sensazione meravigliosa che ho quando sono a Venezia.
Se vado in vaporetto per il Canal Grande ho la fortuna di sedermi fuori e vedo sti palazzi meravigliosi verso il tramonto con le luci illuminate dalle finestre, sono sensazioni che nessun'altra città al mondo dà. E Venezia è una città unica, unica e irripetibile. E vorrei chiedervi, se Venezia è una città unica e irripetibile, cosa ha a che fare con Mestre? Secondo me nulla. Per cui che come ha detto lei giustamente, che ci siano amministratori di terraferma, e qui uso il termine usato da Luigi Fincato, che amministrano Venezia, è un grossissimo errore, perché Venezia nella sua unicità andrebbe amministrata da veneziani, che di Venezia conoscono tutti i canali, tutte le calli, tutti i campi e tutte le isole. Allora, Caroman, lei sa dov'è Caroman? Ecco, benissimo. Caroman è un isolotto dove i chiogiotti vanno in barca a remi a prendere il sole d'estate. I chiogiotti, vuol dire che Caroman è più vicina a Chioggia che a Venezia, per dire. Potrebbe essere benissimo una frazione di Chioggia. Mi dice che relazione ha Caroman, faccio un esempio, potrei parlarle anche di Sant'Erasmo, per dire una cosa più vicina e più conosciuta, che relazione ha Sant'Erasmo e Caroman con Zelarino, per dire, con Tarù, dove ha la residenza del sindaco Brugnaro. Cioè, sono dei luoghi geograficamente, morfologicamente estremamente diversi che io non riesco a dare una ragione rispetto a quella di tutti, ma io personalmente non riesco a dare una ragione all'unicità amministrativa di due entità così diverse fra loro. E il fatto che Venezia, composta da Caroman, Pellestrina, Murano, Burano, Torcello, Malamocco, Lido, San Francesco del Deserto, chi più ne ha più ne metta, con tutti i problemi che ha Venezia, l'acqua alta, l'afflusso turistico, le grandi navi, e questo e st'altro, il Mose che sale, che scende, eccetera, con tutte queste cose alle quali deve pensare e provvedere, debba anche occuparsi di Mestre. Ecco, se questo avviene, cosa vuol dire? Che Venezia è amministrata male e Mestre è amministrata male. Se poi vogliamo continuare così, continuiamo così. Ripeto, io rispetto l'opinione di tutti, ma io ho espresso la mia opinione e contesterei anche l'amico Gigi che non la pensa proprio come me, ed emerge anche dal libro. Io intanto mi fermo qui, vi ringrazio e vi saluto. Grazie, comunque rimaniamo amici, quindi non siamo polemici. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti. Prego. Volevo solo fare una battuta, no? Sempre per rispondere al signore qui. Sono molto d'accordo con quel signore. Quando gli assessori di Mestre si dedicano a Venezia e il sindaco anche, è più importante alla faccia del mondo essere sindaco di Venezia o sindaco di Mestre. E quello è già una risposta. E lo stesso per gli assessori. È già una risposta. Non si possono dedicare più a Mestre che a Venezia. Automaticamente si dedicheranno di più di Venezia. E Venezia non può fare endorsement su Mestre. Mestre è distrutta da Venezia, non c'è niente da fare, è troppo bella Venezia, è troppo importante. Noi dobbiamo pensare al futuro e non al passato, perché il passato di Venezia è una cosa su cui non possiamo competere, no? Sì, no, sono d'accordo con lei, però vorrei che dicesse la sua anche Gigi Fincato. No, io la mia, l'ho già detto all'inizio che eviterei di dirla, nel senso che secondo me alla fine sono delle discussioni che possono andare avanti per ore, però sicuramente potrebbe essere un'occasione per uno spunto futuro, non dico per un libro, però anche per fare un nuovo incontro, perché no, anche qui, perché sono tematiche che affrontate con calma e con tranquillità come stiamo facendo adesso, credo che portino sicuramente a qualcosa di positivo, ecco. E di costruttivo, giusto.
e ti dirò che questa è un'idea che ho già avuto e di cui ho già parlato con alcuni precedenti autori che hanno presentato qui a Grand Central, quindi un giorno lo faremo, dedichiamo la serata a questo dibattito. Prego. Una cosa veloce. Dunque, io sono nato a Venezia, i miei nonni materni, i miei zii erano di Castello, l'estate la frequentavo a Venezia, quindi ok, Venezia quindi è la mia culla, però fin da piccolo poi sono trasferito a Mestre e ho vissuto sempre a Mestre, quindi io mi sento mestrino, ma perché la mia vita è in questa città. Quello che mi viene a mancare in questo momento è l'identità, è una mia identità di cittadino, tant'è vero che sulla carta d'identità c'è Carpenedo Venezia, non c'è Mestre, vabbè, mi va bene anche Carpenedo, però Carpenedo è una frazione, un quartiere di Mestre che è un quartiere di Venezia, insomma è pazzesco. Parlando di una cosa che mi ha riguardato per tanti anni, con lo sport negli anni '80, prima calcio Mestre, basket Mestre, Superga Mestre, io da ragazzo sentivo un'identità, mi identificavo con lo sport e con la città. Ora non più, senza nessuna polemica e senza entrare in diatribe trita e ritrita, però vorrei ritrovare un'identità e vorrei anche che questa città tornasse a essere cuore pulsante come è stata negli anni 70 con la musica, 80 con lo sport, c'è stata anche la Coppa Davis qui a Mestre, viene molto a mancare. Allora, se posso intervenire io vi dico, riappropriamoci della nostra città, facciamo qualcosa noi per primi, perché stare a guardare poi è limitante. Prego. Io per esempio sono nato a Murano, va bene, sono nato, cresciuto, vissuto tutto, ora vivo a Favaro Veneto, no? Quindi sono passato di qua del ponte, guardare il ponte come si vuole, però mi considero un muranese in prestito. Sullo sport volevo solo puntualizzare che purtroppo non dipende solo più dai valori sportivi, ma dipende dai valori economici, esatto, i soldi. Pensiamo alla fusione del Mestre e del Venezia, che il Mestre era più forte calcisticamente del Venezia, però dal punto di vista, i nostri colori sono rimasti arancioni piccoli piccoli. Io sono proprietaria di un appartamento, per metà sono lì a nata Mestre e per metà di proprietà sono lì a nata Venezia, perché io mi ostino sempre a scrivere nata a Mestre e prima o poi dovrò sistemare questa cosa, anche perché in passato sembravamo quel codice fiscale in cui risultava Mestre, esatto, e quindi io ho questa cosa, ormai ci sto rinunciando però a dire dove abiti e dire Mestre, perché la conoscono sempre in meno. Allora dico Venezia, perché è vero che lo sport era veramente identitario, Superga Mestre, il Mestre, c'era la mestrina, la scherma, la box, tutto, una delle prime società di box in Italia. E anche se Venezia è meravigliosa, io sono mestrina, che poi i mestrini sono i mestrini figli degli operai, gli ingegneri che hanno costruito Marghera, per cui il vero mestrino sono io che sono un po' friulana, un po' magari di altri posti, e il mestrino è questo, cosa che non è il veneziano. Quindi non è solo... Cioè... Su Marghera poi e su, non so come si può, mestrinità, margherinità, no? C'è qualche cosa anche sul libro. Chiariremo cosa si ha. Grazie per tutti questi interventi, per aver animato il dibattito come ogni sera. Vi ringrazio di essere stati qui, vi ringrazio per non esservi accapigliati, immaginavo che... no, leggendo il libro di Gigi ho detto qua nasce qualcosa, ma invece è bello che ci sia un confronto serio e costruttivo su questa questione.
Vi do appuntamento a mercoledì prossimo, presenteremo il libro di Gianfranco Matterazzo, Via delle Rovine, per cui vi aspetto qui per un'altra interessante serata, un libro ambientato anche questo nei dintorni di Mestre. Buon proseguimento, grazie agli amici di Mestre Mia che ci hanno seguito in diretta e grazie a tutti, arrivederci, grazie.